Il patto per la salute è stato firmato, gli stanziamenti sono certi per i prossimi 3 anni, ma adesso bisogna cambiare registro, ha detto chiaro e tondo il ministro Lorenzin. Anche le virtuose regioni in equilibrio di bilancio non stanno poi così tanto bene, stanno bene paragonate a quelle in piano di rientro. Ma questa è una guerra tra poveri, degli sprechi inaccettabili che sono dovuti soltanto a mala gestione, se non a ruberie. Comunque la metti, la mala gestione è sempre una ruberia, perché hai sottratto qualcosa a qualcuno. In questo caso hai sottratto porzioni di salute. Le commissioni affari sociali e bilancio della Camera hanno prodotto una sorta di libro bianco sulla sanità, ancora ai primi posti al mondo per prestazioni ed una delle meno costose in Europa, ma così come è organizzata, ingessata in 1000 competenze e centri di spesa, rischia di schiantarsi sulle nuove richieste di salute, dai farmaci biologici all'assistenza ad una popolazione che invecchia. La telemedicina, la robotica, i nuovi farmaci, i vaccini, ma anche alle nuove esigenze di salute che sono anche questa innovazione, cioè le malattie neurodegenerative, le malattie rare, il picco epidemico di Alzheimer che noi stiamo attendendo, il gioco d'azzardo patologico che è caro alla mia commissione, nuove esigenze di medicina di genere, di medicina predittiva. E se è vero che ancora ci sono e pesano sui malati la disorganizzazione, le liste d'attesa, a spaventare non è soltanto la possibilità per loro di rivolgersi all'estero, costringendo poi lo Stato a rimborsare la prestazione, ma anche la libera circolazione dei medici. Come li tratterremo in Italia con questi stipendi e i meccanismi inceppati per fare carriera?